Grazie Fernando. E benvenuti tutti quanti, che caro di fare questo incontro, perché eh, l'estate importante, tanto importante per me, per gli altri anche dell'Accademia, anche avere un rapporto diretto con il Brasile, con i parlanti veneto in Brasile e mia solo dal punto di vista, come si dice, intellettuale, accademico, ma anche proprio dal punto di vista linguistico, storico, affettivo, emotivo, anche irrazionale, perché come che ho sempre detto che a volte che sono venuto là a Catarve da vi altri in Brasile, e se pochi anni, gli altri vivi sempre con la memoria dell'Italia, del Veneto, del paese, dove che si è partiti, dove che gli avi si è partiti, i nonni, i bisnonni. E invece qua, fin, vogliamo dire, 20 anni in Rio, vi dico la verità, non si sapeva niente. Non si sapeva praticamente niente. Adesso un poco a volta sa tutti. E ora vuol dire che se al manco sto piano qua, se lavora a Quito per sontare insieme i dotocchi, no? Ecco, perché parlare di lingua veneta ancora senza parlare del veneto brasiliano è come parlare di un gatto senza parlare della coa o di mezza testa. Ecco, ed è sempre un gatto, forse, però che manca un tocco. Bisogna, per capire cosa che avevamo per mano, bisogna parlare necessariamente anche qua, finalmente, del veneto brasiliano. E, adesso mi invio, scomincerò con qualche slide, con qualche diapositiva per farvi vedere così, una soasa, un insoasamento, un inquadramento, una cornisa della questione. Però anche parlando con Fernando saremo d'accordo che avanti di tutto sto tempo che se daremo il SIPIE mirà a che vi altri potete fare domande, tutte le domande che vi viene in mente, specialmente quelle peso, ecco, quelle più cattive, quelle più che da farne quelle domande là, perché dopo è quelle che roa, che è il bao che roa in testa, e dopo quello domandare, domandate veramente tutto quello che vuoi. E dopo se vuoi rispondere vi dico, se non avevamo ancora una risposta vi dico non avevamo una risposta, se posso invece vi rispondo volentieri. Ecco, se Gavida per fare una domanda che riguarda quello che ho appena detto, fa sì senza problemi, se il bottone alza la mano, spero che si veda. Fernando, se te vedi che si accumula gente che alza la mano, magari intervieni, dimmi, perché so che presento, dopo sparisce via l'opzione, ecco, che non voglio, se non vi vedo, ecco, non riesco a darvi a parola. Ma se vuoi farmi domande, quando che vuoi. Disime se, questo sento anche la vostra voce, disime se tutto quello che ho detto fin adesso, sia come contenuti linguistici che come parlare svelto o non svelto, va bene, mega vi capio, se è tutto a posto, disime sì, tutto pulito. Tutto pulito, tutto a posto. Ottimo. Anche gli altri vedo che sei buono. Sì, tranquillo, avanti. Sì. Perfetto. Tutto pulito, tutto chiaro. Oro. De conseguenza, se godi che su parole che dico su Fernando, che sa. No, ovviamente, anche siamo abituati a fare, ho fatto veramente tante presentazioni, tanti incontri e non solo, come si dice, invito sempre a fare domande anche a quelli che può sembrare più, uno dice che domanda ha avuto che sia, fea senza problemi, veramente qualsiasi domanda e dopo, insomma, se posso, umilmente risponderò. Ecco, e mi toccaria con la presentazione. Lingua veneta cosa e dove, giusto? Giusto. Come che vengo visto è andata a finire che se non vedo, se non vi vedo vi altri. Ora provo sarà un po' così, se vede gli stesso in tierra che al manco vi vedo. Perfetta. Da siori, perfetto. Oh, adesso vedo anche a me ora qua cosa che vedi. Oh, signore, vi ringrazio. Boh. Allora,
E le slide qua le sei in italiano, perché le sei quella che dopo su scuole, vabbè? Per farvi vedere cosa che è sta lingua veneta, cosa che è una specie di carta di identità della lingua veneta. E ora, impressa, perché vuol dire che prima la presentazione fosse più corta possibile e va a stare spazio alle vostre domande. Cosa sia? Vediamo anche il cursore che si muove o no? Sì? Bon. Cosa? Sì, sì. È una lingua neolatina o lingua romanza. Di conseguenza è una lingua che avviene che avviene nuova, che avviene fuori dal latino. Non è un dialetto, è una lingua, perché avviene fuori direttamente dal latino. Se fosse un dialetto, la veniria dall'italiano. La sarebbe una versione locale dell'italiano, ma non è vero, non è così. Anche perché l'italiano, quello che guardate c'è me italiano grammaticale, in realtà è toscano. E ora i toscani parlava toscano, i veneti parlava veneto, i siciliani parlava siciliano. Solo dalla fine dell'Ottocento i italiani, nel senso di quelli che aveva il passaporto italiano, i gas comincia anche a imparare l'italiano. Se no, quelli che sapeva l'italiano era solo quelli studiai, dottori, avvocatori, preti. Quelli che sapeva il latino di solito, studiava anche il toscano letterario, che pian pianetto gas comincia a chiamarsi italiano. Però quelli che hanno emigrato all'estero, non solo in l'Ottocento, ma anche dopo, alla fine dell'Ottocento, ma anche dopo, per verità, era di solito mica di quei pieni di skei, anche se c'è qualche caso, però solitamente era la gran maggioranza della popolazione. Se calcola che in Italia sapeva l'italiano il 2,5% della popolazione italiana in il 1870. Dunque, siccome che l'immigrazione veneta, in realtà nord italiana, verso il Brasile, sapevi meglio di me, dal 1875 in avanti, quella è la data che si gasta io, di dare a questo fenomeno, dal 1875 in avanti, chi che arrivava a Zoya, in il 99% dei casi, non aveva idea di cosa che fosse la lingua italiana. Boh. ISO code, delle volte butto dentro che roba in inglese, per far capire che il Veneto si interessa anche da una visione più larga. Il codice ISO internazionale della lingua veneta è VEC, ma sicuramente Fernando lo ha detto, dunque vado avanti dritto. Primo documento della lingua veneta. Se puoi dire nono secolo, perché il primo documento, dunque 1200 anni fa, è il primo documento che avevamo che ne dimostra che non si più il latino, ma che in area veneta si comincia a parlare una roba differente dal latino, è l'indovinello veronese, l'intivareo veronese, che è intorno all'800, qualcosa prima, intorno all'anno 800, dunque 1200 anni in drio da adesso. Dove sei tra le 5 domande no, del giornalista, cosa, quando, dove, chi, e dopo vedremo anche il resto. Dove si che ha origine sta roba che chiamiamo lingua veneta? Perché si chiama veneta e no si chiama visentin? La si chiama veneta perché viene fuori e ha a che fare con tutta l'area della Venetia storica, che è il territorio veneto. La regione di Ancona, che si chiama regione Veneto. Fernando, zitto, devo registrare, che ti ho visto che ti vuoi registrare. Perfetto, ottimo. Dicevo, Venetia è il territorio dei Veneti. Ancora esiste la regione Veneto, no? Ma se neanche riguardiamo, la regione Veneto è circa questa qua, no? Dopo vi faccio vedere solo una cartina che chiese dopo. Se neanche riguardiamo, la Venetia, il territorio storico vecchio, vi faccio vedere dopo, è tanto più grande. E c'è dentro anche la zona furlana, la zona trentina e una parte della zona lombarda. Ma lo vedremo dopo. In inglese, defatti, si dice Venetian, per chiamare la lingua veneta. Ma che c'è un problema, perché Venetian in inglese vuol dire sia Venetian
che dunque della città di Venezia o della laguna intorno a Venezia, ma vuol dire anche Veneto, perché finisce tutta la regione Veneto più quello che era intorno storicamente. Quindi in inglese Venetia, come che era in latino, come che era in francese Venezia, come che era in tedesco Venetien, e il Veneto e quello che è intorno. E non solo Venezia, non solo il Veneto, ma quello che è intorno. La dimensione, dunque, non mia di città di Venezia, mia neanche di regione, ma sovraregionale. Boh. Dove sia adesso? Dunque, all'origine è qua, sta zona qua, no? Del nord-est dell'Italia, Italia geograficamente parlando. E dove sia adesso? Principalmente in 5 stati del mondo, e dunque l'Italia, la Slovenia, la Croazia, che è la comunità primaria, storicamente che è sempre sta qua parlanti veneti, e sempre da secoli. In P, i due stati che è, uno è il Brasile, ecco, e ora mi tramite questa slide qua, attraverso questa slide qua, riesco a spiegare e mostrare che anche i tosati dei 10 anni che in Brasile, dopo se parla veneto, che domando qual è secondo voi, o quale oseo quando che posso parlare in veneto, quali sono gli altri due stati del mondo dove che si parla veneto? E mi dice Francia, mi dice Spagna, mi dice di tutto, ma nessuno pensa che anche in Brasile e anche in Messico. Chi qua si ha fatto una stima di 7 milioni di parlanti, ma non si mi ha detto che sia 7 milioni. Noi lo sappiamo perché tanto per il Veneto brasiliano, quanto per il Veneto in generale, e neanche per il Veneto in della regione, Veneto in Italia, non che sia delle stime vere e proprie, giuste, delle stime statistiche fatte ben, non le ghese. E ora si va sempre un poco a occhio, a spanne. Che potrebbe essere 7, come che potrebbe essere 5,5, come che potrebbe essere 8. La sola roba sicura, la è che grazie al fatto dell'emigrazione in Brasile, e non solo in Brasile, anche fuori, perché il Veneto, dopo che sono andati via i vostri avi e bisavi, per vero il Veneto che ha subito un'altra ondata migratoria che tutti si ricorda meglio. Menona e Menono che sono su in 34, 1934, e si è marita in Canada, perché dopo la seconda guerra mondiale, che è stata la seconda grande immigrazione veneta, e sono andati tutti in Francia, in Svizzera, in Germania, in Australia, in Canada e anche dopo in Argentina, in Cile, in Venezuela. Ecco, questa qua è stata la seconda immigrazione. Anche per il fatto che seguiamo in mente, che in famiglia ancora sta seconda immigrazione, se si è quella prima. E ora è fondamentale recuperare e rimettere a sistema tutto il ragionamento, perché sui nostri libri di storia si fa un po' di confusione e tante volte si semena un po' di ignoranza su cose che è successo davvero sull'immigrazione. Ma so che qua vuol toccare un punto che vi interessa particolarmente, eventualmente, se vi caro, ragioniamo anche un po' un pochetto di che roba è. E ora qua, Venetian Language in the World, quei pin scuretto, Italia, Slovenia, Croazia, Brasile, lo segna principalmente i 3 stati meridionali, e il Messico, qua Cipilo principalmente, e poi ho messo in sé anche gli altri posti dove che c'è una immigrazione, dove c'è una presenza veneta abbastanza forte, dove che c'è circoli veneti, ma dove che diciamo la lingua è tanto più recente e non si può dire che sia una lingua autoctona. Invece, qua sicuramente la lingua è autoctona, è indigena, è locale, è originaria. Qua sapi che c'è la discussione. Il Veneto qua è una lingua importata o è una lingua impiantata? Quindi questa roba qua, ho discuto anche con persone dell'UNESCO, perché è importante capirlo. Non si può pensare, non si può dire che il Veneto in Brasile è sì come il siciliano a New York, perché quando che i siciliani si arrivai a New York, la sera sa.
Se invece ragioniamo delle cose che è successo anche, per esempio, in la quarta colonia in Rio Grande do Sul, là sì, esisteva e cartine, ma tutto il resto si sta fatto su sostanzialmente da zero. E allora che c'è da ragionare, perché se è vero che sei una pianta che viene da fuori, il Veneto, però è anche vero che linguisticamente la si è sviluppata impressa, anche perché non che c'era resistenze linguistiche, non che c'era gran confronto in quegli anni a fine dell'Ottocento, non che c'era la televisione brasiliana che arrivava dentro casa di tutti quanti e che poteva dire, vabbè, sto Veneto è una roba foresta strana, solo quei tempi tra prima e seconda guerra mondiale, durante specialmente la seconda guerra mondiale, con quello che è successo nel periodo de Vargas, là si può dire che il Veneto è stato riconosciuto come una roba aliena, foresta, ma principalmente per colpa della condotta politica dell'Italia e le conseguenze dell'italiano e le conseguenze di tutti quelli che avevano il passaporto o erano discendenti di persone col passaporto italiano. Quindi quando si parla di lingua non si può disincastrare la lingua dalle persone e di conseguenza dalla società e dalla politica. Niente il senso solo adesso non mi ricordo se in portoghese e brasiliano c'è questa differenza, non che in veneto e non che in italiano, però in inglese la differenza tra politics e policy. Dunque tra la politica, che è la, come si dice, la politica dei partiti, dei movimenti, e policy nel senso delle politiche, le robe che si vuole fare, le robe che si fa, che si mette in atto. Ecco. Però la lingua non si può cavare fuori da quello che sei. La lingua è un mezzo totale e la puoi fare tutto quello che tutto quanto, è un strumento completo, di conseguenza la va a toccare e la viene toccata da tutti gli ambiti di azione umana, in senso comunitario, sociale e dunque politico. Sapete che parola politico la viene dal greco polis, che vuol dire città. Quindi tutta quella che è l'azione pubblica è in realtà una forma di comunità, di politica. E ora sto Veneto, uno dice una lingua regionale, perché in Italia si considera un dialetto regionale, locale, queste robe qua, in realtà se catemo semenata un fià in tutto il mondo. E ora uno dice, ma se fa dire che questa qua sia il solito dialetto dell'italiano, se in realtà la catemo interfacciarsi con altre lingue del mondo, anche perché un ragionamento completo sulla lingua veneta in tutte le sue complessità e ne dimanda di ricordarsi che anche in la fase di grafizzazione e di standardizzazione della lingua, di ricordarsi che non abbiamo solo, perché in Italia i venetofoni come lingua ufficiale l'italiano, in Brasile che il portoghese brasiliano, in Slovenia il sloveno, in Croazia il croato, in Messico il spagnolo, in Canada e in Australia l'inglese. E ora bisogna ragionare con una prospettiva talmente grande che è abbastanza inedita per una lingua di dimensioni medie, perché il Veneto non è una lingua piccola, le lingue piccole sono quelle che sono sotto i 100.000. Noi siamo in grande delle lingue, non siamo una lingua grande, neanche una lingua medio-grande, che è qui intorno ai 20-30 milioni, ma siamo una lingua perfettamente media, forse anche un pochetto di sopra della media. Però non siamo di parlare delle lingue piccenine. Quando che in Italia viene riconosciuto il ladino e il friulano, ecco il ladino che è parlato da 31.000 persone. 31.000 persone, capi presente quante che è? Cioè, se una sola cittadina del Veneto neanche tanto grande, sa querse tutto la lingua ladina come dimensione. Il Veneto invece viaggia sulla scala dei milioni. Esatto, questo è un buon dir. Ecco, qua volevo farvi vedere perché
se sconfonde Veneto con Venezia. Ok, aspetta. Perché non mi ricordo più se vuol dire politica o politica del partidos e social. Ok, perfetto, adesso l'ho capito. Bon, ecco, sì, anche gli altri potremmo esontando un attributo differente vi fuori una roba differente, se è vero. Però a parola è la stessa, vedo anche a parti altri. Invece l'inglese è fatto sta furbata, neanche mai, di recuperarla così. Vediamo, sì, perfetto, vedo che vedi ancora. Sì, anche, effettivamente scrivimi anche in chat se avevi qualche appunto da fare, ottimo. Allora, queste due mappe sono solo per far vedere che esiste una unità socio-politico, geografico, storico, linguistica, linguistica no in realtà, però in parte sì, che ha questa forma qua, che è la forma della Venetia. A dire un po' il Veneto è praticamente questa parte qua, no? Cadore, Belluno, Feltre, Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, quasi il quartiere del Piave, no. Poi quasi il Friuli largo, tutta sta parte qua adesso, tutta sta parte qua, la se dentro in Slovenia, sta qua. Quasi il Trentin, sta parte qua, Mantova, Brescia, Cremona, la se Rento, la Lombardia, regione Lombardia de Ancona. Tanto per dire, in tel lombardo esiste una macro divisione linguistica che divide, che spartisse il lombardo orientale, che ha certe caratteristiche, guarda caso, somiglianti al Veneto, rispetto al lombardo occidentale. Quindi, sto confine vecchio, un confine della geografia e della storia, e dice ancora qualcosa anche a livello delle lingue. Mica perché questi parla veneto, questi qua non parla mia veneto, conosci anche gli altri, bersani, bergamaschi, che ho sentito anche a me, non mi ricordo che cittadina che era, forse era Garibaldi, mi pare, e questi qua i parla ancora. Sì. Ah, ecco, perfetto. E, mi ricordo che c'è una cittadina che la semeava con 9, col comune di 9 vicino Bassan. Però non mi ricordo, e l'ago parlava con una famiglia che parlava in bergamasco o in veneto. E adesso se ricordiamo anche con Marcos, che mi ricordo che con Marcos là a Ivorà avevamo che era Nuova Udine, e ora Udine è qua, Udine è qua. E sti qua, mi ricordo che era da fare il teatro in Veneto, dunque a Furlani, furlanofoni, che fa teatro in Veneto, però che tra le ore che piace, e se è giusto così, parlare furlan. Però vuol dire che il Veneto non è mia sola lingua dei discendenti dei Veneti, ma da vi altri è la lingua dei discendenti di tutta sta zona qua. Quando che si parla dei Lombardi, i Lombardi che sei da via nelle vostre zone, no? E si dice che sei anche i Lombardi, e uno pensa che sia da Mian, ma non è da Mian. La maggioranza dei Lombardi che vi lavo altri è proprio dalle zone della ex Serenissima, sempre da qua, Brescia, Bergamo, Cremona, anche guardando il relatorio dell'Università di Caxias do Sul, che prima sul gruppo, perché tu mi scriveva, mi è tornato in mente, sono andato a revardarne, per catar fuori 2 o 3 robette che mi ricordavo. E abbiamo da capire che questa dimensione qua, quando che si dice il Veneto è un misto tra Veneto, il italiano è un misto tra Veneto, Furlan, Lombardo, Trentin, pare che sia tutto qua, sempre qua, Simo. E comunque, sti qua, i furlani, i bressani, i bergamaschi, i trentini, chi ha sempre avuto a che fare par secoli, perché sta cartina la sede 500 anni fa, par secoli che ha avuto a che fare col Veneto come lingua coineisante. Se mi avesse ciapà il stesso numero di persone che si arriva in Brasile e da stessa provenienza in tel 1500 invece che a fine dell'800 e li avesse trasportati in Rio Grande do Sul, mi credo che sarebbe fuori la stessa roba. Sempre una coinè basata sulla coinè veneta, ma basata, si intende, dal mio punto di vista, ben sopra il 90%. E dopo vi faccio vedere
un'analisi di un testo dell'usato che abbiamo fatto per ti tasi sempre te parli mai per questa pubblicazione che abbiamo stata fatta nel 2018, dove che ho sentito anche il bisogno di fare una relazione tecnico-linguistica su cose che sono italiane, perché a forza di sentire che ne di tutti i colori ho detto adesso dobbiamo vedere, sappiamo il menestron e vediamo quanti bisi che c'è dentro, quanta patata quanta carota e vediamo cosa che c'è, perché il menestron sembravi tutti dire che è un menestron, un mescolio, come che chiami, è una mescolanza, ma la mescolanza di che? Bisogna domandarsi di cosa, perché se il 90% delle carote e ora è carote con pochi di bisi, ma e ora però è carote, che se qualche biso dentro fa dare un poco del colore e va bene, ma se invece è il contrario è bisi con carote, no? Boh, perfetto. Qua mi ho divertito a far vedere che sto confine della massima estensione della Repubblica Veneta nel 1500, dunque 500 anni fa, qua io catemo, vedi praticamente compagna, sta quasi Bressa per capirsi, la catemo 2000 anni in Rio da adesso, ai tempi di Cristo, ai tempi del primo imperatore di Roma, quando che Venezia, peraltro, neanche non la che era, perché Venezia compisse stanno 1600 anni. E se fu una delle città grosse più giovane che è in Veneto, Venezia. Tanto più vecchie è Verona, Vicenza, Padova e vabbè, Este magari non lo conosci, però forse è più vecchia, Oderzo. Ecco. Allora, per far vedere che c'è una continuità, insomma che c'è questa dimensione qua. Perfetto. Tra l'altro il Friulan, il Friuli, viene fuori dal nome della città Forum Iuli, che vuol dire semplicemente il forum, la città di Giulio Cesare. Ecco. Dunque viene da qua il nome. Dunque Furlan vuol dire persona che la viene da qua. Lei è un demotego, si dice demotico, probabilmente democico seria in portoghese brasiliano, qui su. Che vuol dire il nome della popolazione che è residente di un certo posto. Invece Veneti è un nome della popolazione antico. Veneti che dà il nome a Venetia. E da qua infatti si può dire che nasce la parola venetiani, cioè quei che viene dalla Venezia. Ma la Venezia è il territorio di un popolo che ha un nome etnico che è Veneti, e i Veneti antichi. E so che sicuramente Fernando Vegasà parla un poco anche di questo, che piace a sa, queste robe. Ecco. E se vuoi eventualmente possiamo dire dopo qualcosa in più anche di questa roba qua. Però voglio farvi vedere che Veneti non è un nome nella sua qua regione Veneto l'altro di. Perché tanti qua in Italia, che non pensate che sono in Brasile, che c'è gente che dice robe fuori di testa. No, in qua forse anche di più. Che c'è gente che pensa che Veneto sia una sua con la regione Veneto. Ma no, qualche che passa qua fuori o brinco che dimando e non sa niente perché non ha studiato. Parliamo dei professori universitari che va a scrivere sui giornali che la lingua veneta non esiste perché la regione Veneto è nata nel 1970. Ecco, mi te cavaria tutti gli attributi di titolazione accademica perché ti dici una roba del genere. Capisco la semplificazione per i giornali, però sì, matti, sei ben spartiti, matti, se fa darne un po' di divertimento a tutti quanti, se no, non capito. Ecco. Bene, allora, vago avanti. Perché il Veneto? E dopo il chi, il dove, il cosa, il come, il quando, che vuoi anche il perché. Perché mi, sinceramente, a me, perché mi occupo del Veneto? Tanti dicono, perché te occupi del Veneto? È una risposta stupida, però giusta, perché non lo fa nessuno. In che senso? Nel senso che tanti si occupa adesso, non adesso, ma quando che Gosco mi si è a mente, il 2008-2009, in realtà forse qualcosa è prima, anche al 2007 sarà sta, ecco, di lingua veneta mi sentivo parlare, ma quando che non mi piace solo ciacque, mi piace anche le robe concrete, che domandavo, ma perché il veneto è una lingua e perché che avrissimo da parlarlo? Nessuno mi sapeva rispondere, anzi, e mi rispondeva,
Perché è la lingua dei dogi, cioè dei dogi di Venezia, no? Di chi che comandava a Venezia. E la mia risposta era, grazie, i dogi sono tutti morti. Se sei la lingua dei dogi, tremo e via, non serve più. Se tutti morti, morti loro, morta la lingua. E invece il vero è che è la lingua di milioni di persone viventi, esistenti, che pensa, che crea, che fa. Questo è quello che interessa. Mia solo perché tuteliamo i diritti linguistici, come che si dice solitamente, ma perché non la è per me una questione di diritti linguistici, la è una questione di creatività, creazione. Di qua che avevo messo qua, sti brutti figuri qua, Marco Polo, quasi un dipinto di Tizian, l'amore psiche di Canova, il scultore, Casanova, il primo 007, o meglio, l'immagine del 007 della storia è lui, anche se nessuno lo dice, però era lui. L'architetto Palladio, Vivaldi, compositore, musicista. Sti qua, siccome che in italiano l'italiano si studiava tanto quanto il latino, tanto quanto il francese, e se lingue studiare, se lingue che viene dopo in te testa. Sti qua come lingua prima, la lingua mare, aveva il Veneto. Vuol dire che il Veneto, non dico che ha consentito di essere quello che era, questo non lo sappiamo, ma di sicuro non che ha impedito di essere quello che era. E ora, siccome che qua ne dice che uno che sa il Veneto, dopo non è più buono imparare l'italiano e sapere l'inglese, diventa praticamente più che parla Veneto, più che diventa mona, secondo quello che dice certa gente, e ora mi vedendo sti qua dicono non deve essere mia proprio così, secondo me. E ora uno dice perché il Veneto ancora, sì sti qua anche questi sono morti, vero. Ma perché il Veneto ancora? Perché in realtà Nega sa comunque le stesse parole come ciao, gazette, Arsenal, Laet, Nega sa tante robe e soprattutto se la lingua che gli altri ancora potremmo parlare per fare ancora altre robe. Perché la lingua mare non è solo perché matre nel senso che ti viene dato mare, ma anche perché è lingua mare a livello proprio di connessione, di formazione della matrice cerebrale, queste cose robe che sappiamo dalla neurolinguistica. La lingua mare la contribuisce alla formazione, la strutturazione delle sinapsi del cervello. C'è meglio poco. Le lingue che arriva dopo hanno una funzione e una modalità e una zona di allocazione cerebrale differente. Dunque la lingua mare è importante studiarla, saperla. Oh, chi sia il primo che dice che esiste una lingua veneta che si può enuclearla in una certa zona, ed è un tal ignorante e buon da niente Dante Alighieri. No? Intel di vulgare eloquenza, sta mappa qua go alla forma della giornata, ma ogni volta che dico la go mi dimentico dopo sostituirla dalla presentazione, ma vi faccio vedere sta qua, perché non sapevamo, non gaccia pa cartina dell'Italia e gattirà i confini. E nel gadito sostanzialmente qualche zone, potremmo ipotizzare grosso modo così. Visto che ha riconosciuto 14 lingue in Italia, e ha detto 7 le sepa in de qua, verso il mar Adriatico, e 7 le sepa in de qua, verso il mar Tirreno. Di queste 7, una la se è il Veneto. Hai uno che piace, ma a un altro non interessa niente, perché lui in sostanza Dante dice che non gli piace neanche una, non gli piace neanche al toscano, però eseguivo manco mai, guarda caso il fiorentino di casa sua e lei la versione meglio che potrebbe essere tra i vari volgari in Italia, quella da adoperare se avessimo da creare un volgare illustre, cioè che possa andare bene per tutti quanti in Italia. Questa è la sua idea. Sta del fatto che lui riconosce che qua esiste una unità linguistica che si chiama la lingua della Marchia, so se si vede, Trivisiana cum Venetis, dell'entroterra Veneto e della Laguna Veneta, in buona sostanza. Quindi per Dante la zona veneta la esiste, linguisticamente la esiste. Questo quasi è il primo trattato, specie di trattato, di glottologia, potremmo dire, della storia, e l'è fatto da Dante, non da un bauchetto qualsiasi.
Questo aspetta che ok, quelli di prima. Lingue romanze, qua c'è il dominio romanzo. Qua che c'è il Veneto, ma per farlo vedere rento tutto il sistema linguistico delle lingue che deriva dal latino e che se ancora vive ancora dove che le c'è. Il Veneto è sto qua, e il portoghese è sto qua. Quindi qua sopra è da considerarsi una variante del portoghese. Allora, mi dimando, se il portoghese che viene da qua, quando che arriva in Brasile si chiama come portoghese brasiliano, perché il Veneto che viene da qua, che arriva in Brasile, non si chiama semplicemente Veneto brasiliano? La risposta che ne viene data, la se, scommesso subito capo Emera, la risposta che ne viene data, la se, che in realtà il Veneto si smissia con altre lingue. Qua è, col portoghese brasiliano. O col lombardo, ma mi vorrà, non so se avete mai sentito parlare i lombardi, i bergamaschi, i bressani, è una roba sensibilmente differente, che niente, facciamo capire fatica a capire. Il furlan stessa roba. Ma dopo si va a scoprire che il portoghese brasiliano, che se da quanti, non mi ricordo chi che sia il lavoro che è stato fatto, dei italianismi, in realtà maggioranza veneti, e che sia dentro il portoghese brasiliano. Allora il portoghese brasiliano, visto che si è contaminato da elementi che non sono portoghesi, perché sono veneti, perché sono nord italiani, non si può più chiamare il portoghese brasiliano. E chiamiamo come allora? Europese? Giusto? E ora bisogna, uno dice sì, però il 95% e il 98% è portoghese brasiliano. E ora anche se che mettiamo sopra qualcosetta, in realtà resta portoghese brasiliano. Ma sono d'accordo anche a me che è giusto ragionare così, ma bisogna fare la stessa roba e ora per il Veneto. Cioè, se mi metto il zucchero sopra al gatto, non so che diventa un dolce, resta un gatto. Col zucchero sopra la testa, però resta un gatto. Vabbè, stessa roba col Veneto, se mi porto il can che metto la farina sopra la testa, non c'è un pasticcio. È un can con la farina sopra la testa. Quindi se l'è Veneto e che sei elementi dentro del lombardo, del furlan, che è tutto da vedere, sì che sei, e sarà Veneto che subisce in che frase, in che parole là, de penetrazione de parole specifiche dal furlan, dal portoghese ovviamente, ma anche dall'inglese, eccetera. Ma la bestia la resta che ha là, la resta Veneto. D'altronde, se uno va in cerca del primo dizionario che è di sto presunto italiano come nome, è quello di Stravinsky, è dell'86, e il dice dizionario Veneto sul Riograndense, mica italiano. No? E vabbè, e dopo potremo ragionare su come che la lingua la sé. Vado avanti un altro quarto d'ora, dopo riceve pure qualche domanda o semplicemente continuiamo in maniera dialogata. Voglio farvi vedere un po' di robe che abbiamo fatto. E ora, come accademia, perché bisogna recuperare il valore della lingua. Abbiamo fatto il primo convegno internazionale sulla lingua veneta, ormai è 4 anni in Drio, ecco, e con questi professori universitari veramente grandemente importanti, dove, come so, umilmente inserivo in cammino non tra i professori, ma tra i relatori. E quello che è importante far vedere è che professori universitari, anche per esempio il professor Mosley, è quello che cura la compilazione dell'Atlante mondiale delle lingue per l'UNESCO. Quindi stiamo di parlare di persone di alto livello, professor Balboni, Ferguson, Serraggiotto, Steckman, e questi qua invece a livello, diciamo, differente, comunque ne ha portato a livello differente, nel senso che anche dal punto di vista proprio della specializzazione del suo lavoro, ne ha portato una visione diversa. Questo è un costituzionalista, non che ne ha detto le libertà linguistica in Italia come che a Gavaria potrebbe funzionare, e il professor Gobbo, il professor Tamburelli, la professoressa in realtà
Todorovic, nella portare esperienze di specifici campi di studio linguistico. Ecco. Di fronte a 200 tosi di scuola la mattina e 200 persone del pubblico normale al dopo mezzodì. Si sta fatto il primo manuale universitario in lingua veneta, i 7 tamisi, dove che la grafizzazione che doparemo è stata messa in pratica rento un lavoro di 270 pagine che il confronta il veneto con che altre sie lingue romanze, neolatine, pigrande, francese, spagnolo, portoghese, il catalano, l'italiano e il romeno. Abbiamo fatto lavori, qualche libro paitosati, pai piccenini, perché posse conoscere e doparare la sua lingua per divertirsi, no? Anche per imparare qualcosa, ma anche perché attraverso dei libri pai piccenini si ricorda ai genitori quello che è il suo ruolo, è loro che va a trasmettere la lingua, perché come che sempre mi piace dire, la tradizione non è mia quello che ti ricevi, la tradizione è quello che ti te dà. Se ti non ti dà avanti niente, non c'è nessuna tradizione. Egoisticamente te che ricevuto te siete nuoti, te che ricevuto te che sotterà la tradizione, te che copata ti però, se non te la passi avanti. Che è un fiato per chi che sei cristiano, a parabola dei talenti. Ti viene dato un talento e ti hai paura di perderlo, te lo caressi ogni sera, però dopo te lo metti sotto a terra. No, è questo che serve la lingua. La lingua serve per dopararla, per farla crescere e per dopararla dove che gli altri non l'hanno ancora doparata. Per scrivere robe che non si è ancora scritto, per pensare robe che in che lingua non si è ancora pensato. E anche per questo LibreOffice in lingua veneta, perché anche strumenti informatici sono importanti. Un corso per anglofoni di Veneto de base, col sistema di Memrise, e dunque tipo flashcard per capirsi. È stato fatto anche quello in portoghese, per consolidare la scrittura e le frasi comunicative di base, come stato, dove sei la stazione dei treni, anche in senso proprio pratico, per chi che volesse imparare un po' una base, insomma, del Veneto. Io ho tentato di portare il Veneto dappertutto, anche a suoi convegni all'estero, qua siamo a Hangzhou, in Cina. Questo è il mio nome in megadito, non so se qualcuno di voi sa cosa è scritto di Simeo, mi me lo fida. Il megadito che è scritto il mio nome e cognome, credo con una trascrizione fonetica, però sai lì che in cinese, che sei idiogrammatico, cioè lì puoi voler dire prugna o principio, quindi dipende da quale immagine che ha scritto, quindi non so se Mocellini ha scritto che lei, non so, un albero de Brombi, no? Non ho idea, ecco. Un dì mi dirà cosa che è scritto. Però è per far capire che paradossalmente, tra l'altro, sto posto qua, Hangzhou, è il posto dove c'è la statua di Marco Polo in Cina, perché lui apparentemente è stato proprio là, che lei sta come podestà, come sindaco, insomma, della città. Sto qua che si sente che conosci su sta foto, o al Marco che è un posto che magari qualcuno degli altri conosce. Questo qua è l'incontro che sta fatto grazie a Marcos. Guarda quanti cavilli che avevo, del piede adesso sicuro. Era il ottobre 2017, se non mi ricordo mai, Marcos. Sì, è stato ottobre 2017, con l'usato, vedi qua. E è stato un momento importante perché per la prima volta a livello proprio accademico si è messo insieme, accademico a livello, con una conferenza di livello accademico e in un contesto accademico universitario si è messo insieme, si è cominciato a ragionare della lingua veneta, il fulcro europeo e il fulcro americano, come una bicicletta solo, no? Che ha rode, ma che ha bisogno che tutte do grazie Fernando, che ha bisogno di tutte do e rode, ecco. Andiamo avanti. Qua sta quasi il sito della Regione Veneto, non so se si vede poco, Consiglio regionale del Veneto, che è il Parlamento regionale Veneto, che aveva fatto una commissione ad hoc per stabilire la grafia ufficiale della lingua veneta,
che la Gada esito, se ha concluso questo a dicembre del 2017, la Gada esito in riconoscimento della grafia ufficiale, con questo nome qua, Grafia Internazionale Veneta Moderna, sostanzialmente di tutte le scelte della grafia che dopo anche a voi altri sui corsi di Fernando, e che viene dopo su tutto quello che è la visione veneta, internazionale e moderna del Veneto, perché non è scontato, si può seguire anche visioni non venete per normare e far andare avanti una grafia, ma questo tipo di grafia siamo convinti è quello che è il fissa, in realtà come si dice, si capisca da robe che sono presenti in te tradizione veneta, sia che si abbia qualche secolo fa, perché è lunga storia della lingua veneta, ma anche qualche decade fa. Per esempio, la famosa L tagliata, che uno dice, se la cerco sui testi del Settecento, non la cato. È vero, assolutamente. Ma anche se mi vado in cerca sulle navi del Serenissima del radar, non che era. Ma non è che per questo motivo qua non posso mettere il radar se io ho inventato 30 anni in Rio su una barca o su una nave che mi serve ancora. Bon. Anche perché dopo qualcuno che dice se è colpa dell'Accademia che ha inventato la L tagliata, non è niente vero, perché sta L tagliata si comparista su un documento importante per la prima volta, un dizionario etimologico del Veneto, mi pare del 78, dunque se i soboni 40 erotiani, e siccome che funziona, perché non devo pararla? Ecco, tra le varie robe. Anche qua un libro per Piccinini, prime 99 parole in Veneto, sempre per far capire che tramite a trasmissione intergenerazionale è uno degli elementi che l'UNESCO dice che è un elemento chiave per far andare avanti la lingua. E Telegram in lingua veneta, se uno vuole mettersi a lingua veneta su Telegram e seguire il canale dell'Accademia su Telegram, basta cercare, uno si installa l'applicazione che è per tutte queste piattaforme qua, e cerca Accademia Lingua Veneta, che viene fuori sta immagine qua, questo è il nostro canale, e per avere la traduzione veneta curata dall'Accademia basta truccare che c'è dentro là, che c'è un bottonetto, che c'è un post con scritto installa la Lingua Veneta, e uno si installa il Veneto, e è sempre aggiornato. Ogni volta che si aggiornano andiamo a sistemare le stringhe in modo che uno ha tutta l'applicazione Telegram con tutte le sue funzioni da adoperare in Veneto.